Si intende, mas já se entende. Boa numeria, bem-vindos a de Tres Atobios de Traçar de Profano, festival que está concodrato dessa sozio Simponia. Questo festival nasce in su 2017 e del suo 2017 si sta manniando sempre di bruso. Ogni anno arrivano musicisti, artisti di ogni luogo del suo mondo e impari a Simponia, impari a artisti, cantatori e musicisti sardos partendo dessa musica popolare e dessa tradizione, bieuso commenti si arribauso a fare musica nuova, innovazioni. Questo è il bello di questo festival che è andato in antisi di 6 anni oramai. Dunque, torrauso grazie a Socio Simponia che ha paricciaudotto, torrauso grazie a sa famiglia Saddi, de Casa Saddi, per questo luogo aici bello in noi seuso oiburu, posa de residisi de su festival, e comenzauso con due artisti, due musicisti siciliani, Davide Campisi e Mimì Sterrantino, che presentano su progetto Cosa in Soro, su progetto Iocca. Iocca, commenti in sardo, gioca, è scritto con sa J, gioca, poi si gioca da con i sfuedos, si gioca da con sa musica, biesico e esabiri commenti de sa musica tradizionale, filastrocca, poesia tradizionale siciliana, con sa musica di percussioni, punti cantanti e percussionisti, si arriva da una musica completamente nuova, aggiungendo finza sa musica elettronica, dunque muoveuso questa tradizione per arrivare a una musica che è completamente nuova. Agora sì che uso con altri artisti e usare durante tutto questo attobio e questo meri. Dunque, due serriosi in suo palco, Davide Campisi e Mimì Sterrantino. Ciao a tutti. Oggi abbiamo fatto un lavoro bellissimo, sapete? Oggi abbiamo fatto un bellissimo lavoro sui tamburi, abbiamo fatto un bel laboratorio ieri e oggi, e quindi insomma siamo abbastanza carichi. Anche stanchi, lo puoi dire. Chi mu pensando, si dice in Sicilia, cosa andiamo pensando. Ok, facciamo sentire alcuni brani. Il primo pezzo si intitola Piglialo, in realtà fa parte dell'album Piglialo. Piglialo. A Enna è nella zona centro della Sicilia, è Piglialo infatti, poi nelle altre parti, nelle zone di Mimì, o zone Catania o Palermo, si usa la parola gh, come famiglia. Piglialo. Una volta io ho suonato da alcune parti, facevo una cosa perché a me famiglia, e poi dopo parlavo in qualche modo, alla fine mi dice ma perché parli mezzo siciliano e mezzo italiano? La famiglia, che. Dico no, sono gli unici a parli. No, anche Caltanissetta hanno questa. Dico perché Enna non è Ghia, è Glia. Ah, vabbè, allora pensavo che io volevo fare il mezzo italiano, mezzo siciliano, tipo a metà. Quindi piglialo oppure piglialo.
la muricava, piglia la muri, piglia la muricava. Simina la muricava, simina la muri, simina la muricava, e la muricava. Bom 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 birli bom birli bom, bom 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 birli bom birli bom, bom 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 birli bom birli bom, bom 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 birli bom birli bom. Birli birli bom bom, birli birli bom bom. Birli birli bom bom, birli bom birli bom. Bravi. Sì. Il testo quindi dice: prendi l'amore che ti prende, lascialo andare. Non amare col cervello, ma ama col cuore, perché se calcoliamo il meno possibile riusciremo ad amare di più. Quindi amiamo di pancia e di cuore. Serulla muricate lassa, simina l'amore, aspetta che lo tempo passa, cresci uri di sta palazzo capitane lassa, simina l'amore cava, simina l'amore cava, e l'amore cava. Piglialo l'amore cava, piglialo l'amore cava, e l'amore cava. Grazie, grazie. Grazie di cuore, grazie. Alla fine abbiamo capito che il repertorio c'era scritto qui. Ok, grazie. Abbiamo... Ah, ok. Il prossimo brano si intitola Forti di lume silenzio. Racconta un po' la storia di quest'uomo che per varie vicissitudini rimane solo e perde la propria compagna e comincia a vivere in solitudine e scopre che era importante vivere in solitudine perché prima doveva riconquistare se stesso, quindi amare prima se stesso per poter poi amare gli altri, il prossimo. Forti di lume silenzio. Forza più forti non c'è né in cielo e in terra, di lume a muri, forza più forti non c'è di sti paroli, lasciati tutti i muri, forza più rami non c'è, di la murica non c'è, forti di lume silenzio resta su, non lasciarti forzari, forti di lume silenzio vignuto, faccio mare antichi paroli, e poterti capire. C'è di sta canzoni e di stu chianto financo lo scanto di stu canto che te conto mi do una ragione canto di più rami non c'è di un'amorica non c'è forza che forti non c'è né in cielo e in terra di lume amori forza che forti non c'è di sti paroli lasciati tutti i muri forza che rami non c'è di un'amorica sotto mare, forti di lume
Grazie, grazie. Che messaggi subliminali di Mimì. Sterrantino, un applauso a Mimì. Grazie. Il re dei messaggi subliminali. Per chi non c'è stato la prima sera, stiamo portando avanti un progetto bellissimo e sarà destinato ad espandersi, diciamo, a progredirsi al prossimo album. Come me abbiamo fatto appunto un progetto, troverete fuori il CD, se vi va, l'album Mircanti, che ci ha portato tanta fortuna perché ci ha fatto girare in tantissimi posti e anche qui. Quindi siamo molto felici. È un insieme di musiche mie e sue e mie che abbiamo fuso. Abbiamo, diciamo, creato questo linguaggio nostro, questo blues siciliano, lo chiamiamo così, e quindi insomma siamo molto felici e non è scontato trovare un altro fuso, esatto, un altro compagno artistico con cui fare dei lavori di fusione appunto di idee, quindi insomma mi reputo molto fortunato, caro Mimì. No, anch'io. Oh, grazie. Il prossimo brano si intitola Girotondo, è un po' in siciliano e un po' in italiano. Girotondo parla di politica, fu un periodo particolare, il periodo, non mi sto ricordando, forse quando ci fu Monti, fu un periodo pazzesco, quella prima crisi del 2011-10, che alla fine è sempre un girotondo, pare che tutto sta per cascare, quindi può succedere una rivoluzione, un rialzarsi, un cambiamento, poi in realtà poi succede sempre che il piatto di pasta non ci manca mai, allora ci abituiamo un po' come la famosa rana nell'acqua fredda che poi comincia a bollire, noi ci abituiamo, poi la rana muore e non dà mai lo slancio di cambiamento. E questo brano fa parte sempre, quello che avete ascoltato poco fa in Yoka, questo invece ritorna di nuovo a Democratica e fu un album un po' politico e quindi mi piaceva essere un po' più incazzato, ero un po' più giovane in realtà, quindi la lotta, la rivoluzione. Oggi no, diceva Gaber, domani forse, ma dopodomani sicuramente. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Giro tondo, gira quando casca il mondo, gira, gioca che non casca mai. Acchiappa vita, muccia, fatica da giornata, non affogare mai. Pazza la giornata per a mangiare a cucuma una vecchia storia che non passa. Acchiappa vita, muccia, fatica da giornata per non affogare mai. Mano con mano, cano, mano, all'aria capreano, mano, cano, mano con mano, cano, mano, all'aria capreano, mano, cano. Questa è guerra sociale che accusa chi blocca l'economia che invece lotta per la libertà. Tutti contro tutti, questa è l'arma che usano i poteri per vietarla questa libertà. Non tirano il filo di fiducia, hanno rotto il patto con l'Italia, mafia e politica. Santi che onorevoli hanno succhiato come i parassiti impoverendo questa società. Mano con mano, cano, mano, all'aria capriano, mano, carofono. Mano con mano, cano, mano, all'aria capriano, mano, carofono. Giro tondo, gira quando casca il mondo, gira, gioca
Grazie. Grazie. Davide Campisi. Grazie di cuore. Wow. Mimì, un altro messaggio. Abbiamo fatto tutto di corsa, eh? Un applauso al direttore artistico Enrico Picchiri. Al grande ingegnere e organizzatore di tutto ciò che insomma è Jonathan Della Marianna. E a tutto lo staff di Simponia. Scusate, un ultimo applauso. Viva Casasaddi! Appunto. Questo pezzo qua è una filastrocca antica ed era un modo per fare didattica ai bambini, ok? Quindi c'era il nonno, il papà, la zia, la mamma, chiunque della famiglia, prendeva il bimbo A tuppuliare, se non capite. Tuppuliare tu dovresti tradurre però. Ecco, tuppuliare. Va. No, attenzione. Oh, mettetevi d'accordo. Pista e Spalasa. Okay, a fine concerto ci vediamo fuori, mi date le vostre. E qua da un chilometro all'altro cambiano tutte cose. No, non era una minaccia ovviamente, ne parliamo riguardo probabilmente in vari posti si dice in modo diverso. Okay. Tuppuliare, si batteva sulle spalle del bambino e si cantava. Esatto, da qua è uscito. Infatti i siciliani sono bravissimi in matematica. Che c'è? Da qua è uscito un brano che è un po' misto tra autoriale, insomma, che abbiamo scritto assieme a un mio carissimo amico che si chiama Vittorio Vicari di Enna e abbiamo preso spunto da questa filastrocca ed è uscito questo qua. Tuppi tuppi tapi tu. Tuppi tapi tu. Tuppi tapi tuppi tapi tu. 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 Tuppi tapi tu.
tapitu. Tupite tapite, tupite tapite, tupite tapite tu. Piano pianendo piano, tutto antico da lo parmo di la mano. Gire sarrebota con un mozzo di la rota. Fa piccini piccini giri, studi di castiggi. Farà per le chiudi, studia così vigi. Mi porta faccio soli, io cago in una stagione. Presso se io lo concia per llenare per milioni. Da marzo ietta l'acqua, sa chiazza avanti caprini. Perché con 7 voto mangia 7 voto ridi. L'unisi di la gran signore mangia un cannaturi. Di non si preia forti capi un assi lavori. Si taglio la picciotta, lui picciotto vola mari. Ma stacca scogli gizi per farlo innamorare. Ah così come un canario visto che usa chi ha avanzato. Lo sventurato amante sangue trova catenato. C'è bene lì pinanze di la femmina fatale. Castrazzo ora non mi facendo l'arrangiare. Puro sventurato che la scontra una maneggia. Che femmine selvagge tu ci una gialleggia. Ma tocca sì per bandi, Picide Mariano. Non perdere lo filo di lo conta batti mano. Si duci, ti fa una pappineggia. Ma scucci chi ha tonanno su ti mente grava seggia. Tutto che da carina, la mano sa te vola. Di schiette maritata, tutto ci che chi ti gnola. Crigno si buona, scritto legge la maritata. Quanto corna porta la crapa? 13 sto io comincisti, 14 io copertivo. Tu che ti gnola si buona, scritto legge la maritata. Quanto corna porta la crapa? 13 sto io comincisti, 14 io copertivo. Tu che ti gnola si buona, scritto legge la maritata. Quanto corna porta la crapa? Quanto corna porta la crapa? Cascaggio con tantico e ve la da così. Tupite lari. Grazie. Grazie. È il momento. Grazie. Volevo approfittare, oggi ho avuto una bellissima sorpresa, tante sorprese oggi. È venuto a trovarci qua, ha fatto il corso, lui è un batterista, un bravissimo batterista e percussionista, però suona la chitarra pure benissimo, al contrario, lui è un mancino ma che in realtà ha deciso di non cambiare l'accordatura, cioè, è come tutti i mancini, è un pazzo. Ha vinto l'ultima edizione del premio Andrea Parodi, quindi un applauso a Matteo Leone. Con Matteo ci siamo conosciuti ad una residenza artistica nelle zone di Monreale. Lui era lì, c'era questo 10 giorni di stare insieme, lo conobbi, insomma siamo stati assieme a dormire nella stessa casa, abbiamo suonato insieme, ho avuto l'onore di suonare in un suo spettacolo. Là è nata questa bellissima amicizia. Io domani andrò a registrare una parte di tamburo in un lavoro discografico che sta facendo lui, quindi tantissimi auguri e sono felicissimo di partecipare per quel che posso. Grazie, grazie. Un applauso. Vuoi presentare il brano? Sì, il primo brano è quello che registreremo domani, si chiama Fra terra e mare. È il brano che ho dedicato al paese, al posto dove vivo, che si chiama in realtà Cusorgia, che è una frazione di Calasetta. Praticamente è l'avamposto più a sud del territorio tabarchino, dunque siamo proprio a fianco, tra virgolette, ai sardi.
E appunto mi ritrovo io da abitante di Cossorgia ad essere troppo sardo per i tabarchini e troppo tabarchino per i sardi. Questa è la canzone che dedico a quello. Escono dall'industriale, già faccio per ascolto. Questo cazzetto importante, parlo prima te penso. A volte mi trovo senza parole, il tempo dei 1000 canzoni, me giri di tu per sempre lo sa, puxa mais perto, puxa mais perto. Mica me non stava la so, senza di non sto. La prima cosa che ha fatto quando m'adesso insomma, agua sta con me, agua sta con me, agua sta con me. Ascolto il segno, senza regole e ordine, incontro tranne i popoli, da terremoto, da terremoto, da terremoto, da Santa Dio, suscitano siano istruite della almeno qualche parola l'avete capita. Così. Matteo Leone. Questo brano invece si chiama Tabarca Blues, è quello, una variazione del nostro, tra virgolette, Trallallera, che ho ripreso dando una sorta di, mettiamo, blues tabarchino, ecco, questo però mi sono inventato sta cosa.
sta fuori per dei culite feo. Ci come il ben grosso, le tutto pelli. O lei entra qua già forse ma la scorpa tu me per. Grazie. Matteo Leone. Vorrei invitare sul palco un nostro caro e nuovo amico, Simone Vildis. Lui è un suonatore di, tra le tante cose, comunque principalmente ho capito oggi, ci siamo conosciuti oggi, quindi di didgeridoo. Oggi ha una forma più ridotta del didgeridoo per poterlo portare in giro nei suoi viaggi. Ha un nome particolare, Simone, questo? Questo è un didgeridoo da viaggio. Ecco. Ah, ok, esatto. Faremo un pezzo dell'album Yoka che si intitola Caminanti. E in Sicilia ci sono un gruppo di nomadi ormai allargati, ce ne sono tantissimi nella zona di Noto che si chiamano, è un gruppo nomade, un'etnia nomade, che si chiamano appunto Camminanti, in siciliano Caminanti. È
una volta rivedendoli così pensavo che siamo un po' tutti camminanti in realtà, viaggiamo in questo mondo e insomma lasciamo delle tracce, c'è una mescolanza di culture, un po' quello che sta succedendo qua tra sardo e profano, quindi lasceremo qualcosa e ci porteremo tantissimo da qua, e quindi vi dedichiamo questo brano, Camminanti. Camminante immensi, diavolo immensi, Santa all'Africa, Sicilia, Africa, e mezza rinano deserto, cumuli cani, balsamati sotto soli, cumuli pimpria, Shadowlanna, lei, la, lo Shadowlanna, Mohammed, figli, dinastie Sammadri, terra caduna, pani e guerra picampari, certi cavano e vino cercando la propria identità, Oriente, Occidente, Italia, Africa. Mitino, lassati missionari, studenti che mi riportano da una comincia tutti gli schemi della nuova società, rialzare i catini della nostra identità. Shadowlanna, lei, la, lo Shadowlanna, Mohammed, Grazie Simone, Mimì, Matteo, grazie di cuore. Visto che abbiamo parlato di nomadi, facciamo un altro brano dedicato al popolo Rom, che si intitola Il nostro cielo e il tetto dei Rom. Il nostro cielo, il tetto dei Rom, il nostro cielo, il tetto dei Rom, il nostro cielo, il tetto dei Rom. Zigano, zigano, apri le tue ali e vola, zigano sei libero, non te lo scordare mai. Da secoli girano la terra, il nostro cielo, il tetto dei Rom. Liberi, nessuno li afferra, il nostro cielo è il tetto dei Rom. Sui Balcani scavati dal vento fino ai deserti dell'Afghanistan, anni son passate carovane nel tempo, tramonti e valle del Rajasthan. Zigano,
discriminazioni razziali sono stati soggetti ancora all'osso, condannati prima ad essere giudicati di male lingue, son vittime io non voglio dire che siamo tutti dei santi, ma se per questo neanche noi lo siamo, ci vuole rispetto per tutti quanti, per altre culture e modi di far. Zigano, zigano, apri le tue ali e vola, zigano, sei libero, non te lo scordare mai, oh, Mimì Starrantino, Matteo Leone, grazie. Davide Campisi. Grazie. Ora faremo una sperimentazione. Oggi, come vi dicevamo, abbiamo fatto un percorso ieri e oggi, un laboratorio sui tamburi a cornice. Quindi ora niente, faremo un piccolo giochetto qui con tutti i corsisti. Sarà una sorta di improvvisazione così, per divertirci e per stare un po' insieme come è stato oggi. È stata una bella avventura, stiamo arrivando. 2 secondi, prego i ragazzi di avvicinarsi qua sotto. Arrivo subito, arrivo subito.
bene. Sì che io sono andata in Antisi, grazie a Davide Campisi e Mister Rantino. Quando siamo arrivati a de piante si cettis, su invece sa commenti succediti, noi in Trasardo e Profano, comincia a condurre, quanti pinicavo a pari, altri artisti, altri musicisti, e dunque commenti, questo è su bello di Trasardo e Profano, ed è uno di questi attopi, su commenti questo che io su più in moi, l'attopio di Jonathan della Marianna con Davide Campisi, e nasce Isole Cromatiche, che è questo progetto che presentavo su in Moi, uno attopio dei camminanti di Sardegna con Sassozio Simponia, che è questo Sassozio che appariccia da su Festival Trasardo e Profano, che sono sul luogo con Jonathan, Aici, Davide Sivasiada, peso di una dita tra ballo, poi Davide questo festival. Dunque, Jonathan? C'è gente per usare, Mica pago. Ti fatto un bacio a te, sanno. No, a Davide comunque lo pagavo bene, quindi non si preoccupi. Grazie a Meta che di tutta questa gente presente oggi è bello un Meta. È una paricheddisi, anzi, se io sono a metà del suo cammino tra Sarda e Profano, noi siamo terza dia, grazie se andavo su a Baini, o Banari, che è Villa Verde, una IDC da Vittia, un sordo Ales, insomma, dai, siamo sicuro. Torrausa in noi, questi grassi, sempre chi i sorrisi, i saddi, soverente su portarli. E poi Serrausu su Buscu, su Parco de Sossidiana, proprio un mese su Buscu, si su a Pau. Più gente che viene da questo primo dia, gente che viene ai zero. Che io lei venne, no, sono pronto a guidare vizza su Pullman, su postali, dove carregato da gente. Grazie. Fede. Innanzi siete cominciati con Isole Cromatiche, Sì. accercati Alfonso. Ben parecchi. Alfonso. Feo su. Si commette si piace da presentare ai zero, io si presentavo come te. Insomma, s'amico e sa presenza del suo festival che ha toccato ogni anno. Praticamente Alfonso non è mai mancato, quindi o lì bene in vacanza o pure, ma dovevo traballare con Davide. Si è cambiato Davide Campisi. Come tanno Federica, fanti un'introduzione praticamente a su chiesti sul progetto che ho fatto un pari a Davide, chiesti Isole Cromatiche. Grazie, scuttavo, no, allunghiamo nulla. Bene, per me è un grande piacere, scusate il mio italiano, come dice William, parlo come gli indiani. Sono spagnolo, sono di Castiglia di Burgos e per me è un grande piacere suonare questa piccola pezza oggi qua. Prima perché suono qua in Casa Sadi. Tutto comincia con una ventana, come si dice in sardo, in castellano, una ventana e Gaia, era la ventana e io ho chiamato a questa ragazzina all'epoca e dopo di tutto Casa Sadi è una realtà e per me è un grande piacere suonare oggi qua. E il secondo perché suono con Davide, ho scoperto questo ragazzo, un grande suonatore di tutto. Di vero, è un piacere grandissimo. Pensavo che io dovessi suonare con lui e allora lui suona con me. Sì. Quindi scusatemi se non riuscirò a seguirlo bene, Alfonso. Ma... No, scusate a me perché... Allora, scusate a tutte e due. Esatto. Okay. Un attimo, in castellano, píllalo. Sì? Certo. Piglialo si dice in castellano. Píllalo. Ma noi abbiamo avuto 200 anni di dominazione spagnola.
qualcosa doveva rimanere, devo dire, e ne è rimasta tanto. Ehi. Esagerati, voglio dire, non lo so. Sempre esagerati. Bene, Bellezza. questo suona? Poi, e questa pezza è una pezza popolare della mia provincia di Burgos. Suona? E suonava per le donne nel Valo. È una volta che si dice il Valo. E quando la domenica era il Valo di pubblico, suonavano 3 ritmi la mia provincia. Il ritmo dei 5 tempi, un Valo tundu, dopo uno di 3, la jota della Spagna, e dopo otro antico come il primo. Il agudillo ligero è il baile dei 2 tempi, che come il vostro, come la taranta, la tarantella, eccetera, eccetera. Sicuro che va benissimo, perché quando abbiamo provato, Davide... Abbiamo provato 2, allora dobbiamo dire 10 secondi, tanto per fare la prova a microfono, e poi ci hanno cacciato fuori, e dovevamo fare sala, era un po' tardi, quindi come a sentimento, ok? Il Vale, la volta del Valo di Burgos, Davide Campizzi, bravo. Oh, grazie. Cantando cantaros hace el pulido cantarero. Cantando cantaros hace, cantando gana dinero. Tente que me caigo, marinero de la mar. Tente que me caigo, no me puedo levantar. Tente que me caigo ya a las orillas del mar. Dicen que no me querías y me vienes a buscar. Como el agua busca el río y el río busca la mar. Tente que me caigo, marinero de la mar. Tente que me caigo, no me puedo levantar. Tente que me caigo ya a las orillas del mar. Esa J, 3, hey. Aquí me pongo a contar, aunque gracia tengo poca. La perdí en el lavadero cuando lavaba la ropa. Resalada, dímelo, ¿dónde tienes el amor? Le tengo en la calle Nueva, al lado del Espolón. Resalada, dímelo, ¿dónde tienes el amor? Algún día era yo de tu plato rica sopa, y ahora soy un veneno echadito por tu boca. Resalada, dímelo, ¿dónde tienes el amor? Le tengo en la calle Nueva, al lado del Espolón. Resalada, dímelo, ¿dónde tienes el amor? La despedida te doy con las naranjitas verdes. Que maduras no las hay, que maduras no las tienes. Resalada, dímelo, ¿dónde tienes el amor? Le tengo en la calle Nueva, al lado del Espolón. Resalada, dímelo,
cielo, donde tienes el amor. Dos. Dicen que no la quieres, bien vas a verla, y estas no son señales de no quererla. Ole morena, ole de no quererla. ¿Dónde vas a dar agua, majo a las mulas? Que de mi cama siento las cerraduras. Al río Manzanares, que no hay lagunas. Amores he tenido, amores tengo, a ninguno he querido y a ti te quiero. Ole morena, ole, a ti te quiero. ¿Dónde vas a dar agua, majo a las mulas? Que de mi cama siento las cerraduras. Al río Manzanares, que no hay lagunas. La despedida canto, adiós y voyme, y el que no se despide no corresponde. Ole y ole morena y no corresponde. ¿Dónde vas a dar agua, majo a las mulas? Que de mi cama siento las cerraduras. Al río Manzanares, que no hay lagunas. Al río Manzanares, que no hay lagunas. Un grande piacere per me. Grazie Alfonso, grazie di Davide cuore. Campizzi. Grazie di cuore. Che esperienza fantastica. La pandereta. Jonathan della Marianna. È stato emozionante veramente mescolare e poi insomma organizzeremo un corso con Alfonso sulla tecnica spagnola e questo per farvi, appunto ne parlavamo oggi e ieri pure, quante tecniche esistono su questo piccolo cerchio qui con una pelle molto spesso di capra come quello che ha suonato lui o questi qua grandi, queste plastiche in realtà, che è quello che ci salva dall'umidità. Con questo di solito riesce a suonare tutta l'estate. Con quello c'è qualche difficoltà ed esistono tantissime tecniche, quindi è emozionante poter suonare e mescolare queste culture. Grazie ancora, un applauso. Con Jonathan stiamo portando avanti questa, con Jonathan e Enrico in realtà e con l'associazione Simponia e il CSCP Caminanti, appunto a proposito, che è l'associazione siciliana, che insieme stiamo facendo tante cose, oltre che io sono qua ospite nel festival di Tra Sardo e Profano, però insieme stiamo portando avanti questo progetto Isole Cromatiche, che è un'idea, stiamo portando avanti quest'idea, piano piano svilupperemo cose nuove a livello discografico. L'anno scorso per Natale sia Jonathan che Enrico sono venuti a Enna, abbiamo portato le novene in giro per le strade natalizie, mescolando delle musiche appunto della Sicilia e della Sardegna. È stata una bellissima esperienza e la Sicilia, Enna in particolare, ha apprezzato moltissimo. Quindi quando l'ho proposto al comune di Enna ho detto subito che bello, Sardegna, Sicilia insieme, e quindi abbiamo fatto la nostra porca figura, come si suol dire, giusto? Okay.
Grazie, grazie. Visto che sono isole cromatiche e non sei solo da quell'altra isola, Per niente, grazie. mica lo facciamo venire solo così a vedere Pirri, lo facciamo anche suonare. Mister Rantino. Il grande Mimì Sterrantino. Questa di siciliana, de Davide, de autori. Moda proponeus a partire do Biesi, a Sassarda, però non pago si da giocare su bene. Ok. Non ho imparato ancora una parola in sardo. Lo penso anch'io. Ho imparato le parolacce, un po' me ne Tipo, vabbè, piglialo, Come pigliaru, insegnate piglia... e un po' me l'ha insegnata anche Matteo Leone, ma non le posso ripetere. Che quello è ancora un po' diverso, eh. Cioè non è che è un sardo che si parla dappertutto. Tu vai da Matteo, vai a Carloforte, vai lì, Quando, a un paese. quando andavamo a mangiare la pizza dopo il concerto serale, sempre a quella residenza, mi disse fai il brindisi, non lo ripeto però, fai tu il brindisi in sardo dicendo così ad alta voce. E io ripetevo. E olè, Tutti quanti, poi scoprì che era una parolaccia terribile.
dopo che scoprì che era una parolaccia terribile, continuava a farlo, che era meraviglia, non lo capiva nessuno, lo capivo io e Matteo. Io penso che Mimì una cosa così non l'avrebbe mai fatta, chissà perché. No, faccia d'angelo. Invece tu Lui sì. si chiama Faccia d'angelo. Faccia d'angelo. Sì, Faccia d'angelo. Vi Un invitiamo po' ad tradimentosa ascoltare- la cosa, quindi... Cercate Mimister Rantino su YouTube, lo troverete su YouTube, è Bandcamp, ha fatto un percorso molto molto bello come autore. Lui prima era con una band che si chiama appunto Mimister Rantino e gli Accusati e troverete molte canzoni sue. Ha fatto due album molto belli della ricerca del blues, volume 1 suonato assieme alla band appunto gli Accusati, e il volume 2 fatto nel periodo della pandemia. Ho avuto io l'onore di poter registrare le percussioni, è diciamo più siciliano appunto, no? Ha fatto delle ricerche sulle musiche, sulle raccolte di Alan Lomax, della musica blues degli anni 30, gli anni 50, anche più avanti come data, circa qualcosina più avanti, e che quindi ha queste sonorità. In alcuni brani ci sono anche le tabla che ha queste percussioni indiane che ha registrato un percussionista siciliano, Gerbino si chiama, Riccardo Gerbino. Quindi vi invitiamo a cercarlo, Mister Rantino con tutte le sue creature. Ok, ci siamo. Invitiamoli anche a ballare, perché è ballabilissimo e ieri hanno fatto un ballo spettacolare. Che ieri per la prima volta ho C'è una maestra molto brava che è seduta nello sgabello in fondo, ma si chiama Orietta, poi vabbè. Sì, ma abbiamo i minuti contati. Io so che quindi conviene farlo durare un po' meno. No, se no c'è qualcuno che ci picchia. Picchiri, ci picchia. Picchiri. Pronti?
Grazie. Grazie. Isole cromatiche. Grazie, grazie di cuore. Mimì Sterrantino, Davide Campisi. Jonathan della Marianna. Grazie. Grazie Meda. Moi, intanto se si presenta sta presentadora nostra, Federica Picciao, un grande applauso, una a trippare in mano su Meda. E dopo Ivo, hai sei ruttore, cupetto. Oggi sei tu e insomma, dai. Sta cosa? Sta gente c'è sempre. De Bruso, non c'è nada de Bruso. Manca sia all'unisi, dunque sta sempre bello. No, scusi, sì che uso dunque con tra sardo e profano sempre più bello questo da ottobre in ottobre è sempre più bello questo festival sì che uso in modo che all'assauso l'isola di Sardegna, sa Sicilia, all'assauso Carloforte e sì che uso con sa Spagna che uso già agattato con Alfonso Díaz Ausin sì che uso con un gruppo che uso bio a Risero Puro che punti su chiesti sul gruppo di Miguel Ramagliera amico su spagnolo su chi antasonai sa musica in soro ma e sapere che Miguel Ramagliera suona da sa gaita gallega che è uno strumento spagnolo che è dessa proprio famiglia de sa cornamusa e della unetta sardasa e dunque se intendi commenti cambia da su sono finza sa chi funti dessa proprio famiglia dunque se moi apertauso chi ha zinti e mi sa che punti in palla da noi sa bene dunque in sintesi che apertauso chi ha zinti a noi sa regodo che a fora sa quando accaba da su spettacolo e quando accaba da s'evento de oggi doiesti Orietta chi sta mettendo a gode su spettacolo poi testi bendendi gadget e magliette da de Simponia che è un altro aggiuto a su spettacolo a Sozio Simponia e a Torre a Fai a Trusano su festival tra sardo e profano dunque se ricorda i sindica c'è ste Orietta a fora quando accaba in noi tanto si prima di tutto Orietta si prima da un cammino Miguel accompagnato de Paco Alonso, sa chitarra oggi, e Dani Jerez che suona da tutta questa bella batteria. Modo sono invitato, mi sa che non state comprendendo un meta, ma giusto se riausa tutto. Miguel Ramagliera, podéis acercaros. Bueno, están por aquí. Enrico, ¿puedes meter guitarra en la batería? Gracias. Bueno, grazie mille Jonathan, Enrico, Associazione de Simponia por retornare es que italiano poco ritornare un altro anno qui aquí al
al Festival tra Sardo e Profano. Grazie mille y un piccolo de Galizia, aquí de la música galiziana. Grazie.
preso con un'altra canzone del suo gruppo Ramagliera, di Michele Ramagliera con avete su Jonathan della Marianna e Stefano Sibiriu. Aici su salutao su capo su accavadao e su Trasardo e Profano Sighi, teneus ancora tre Sattopius che cominciano da Grasi con Sattopio de Baini, Villa Verde, agora tornaus in noi in Casa Saddi. S'ultima di in Pau, ma Michel e il suo gruppo Cosa Sua tornano in Spagna, dunque sa su saluta suoi con quest'ultima canzoni, dunque sa di lasciare su suo tempo su de apparicciai tutto.
Jonathan della Mariana. Y al cajón, Estefano. Davano una voce e che danno che fanno in pappaluce. C'era una povera 500 che aveva perso lo doppio scappamento. Dio lo santo, santo protettore, trovato doppio e perso il motore. C'era una volta un povero pastore che aveva perso la pecora migliore. Priauli santi, santi cavalieri, solo la pecora perse la moglie. C'era una volta una povera signorina che ha perso tacco, tacchi la scarpina. Priava sempre la Santa Venerina, ci vuole tacco e ci va scavischina.
Grazie. Un applauso grandissimo per i nostri ospiti. Miguel, Dani, Pacco, Mimì, Davide, dove sei? Stefano, tutti i ragazzi del laboratorio, Matteo Leone che ci ha fatto una grandissima sorpresa, Simone Virdis, Alfonso. Mattia Murgia dietro le quinte, Enrico Picchiri dietro le quinte, Carolina Casula dietro le quinte, Orietta Bugioni Vuru dietro le quinte, tutta la famiglia Saddi, Federica, grazie a Trusano Subastasa Gattai.